Si è svolto nel Salone della Basilica dell'Immacolato un incontro dibattito sul tema legato ai media ed in particolare ai social che i giovani e gli adolescenti utilizzano, famiglie connesse o sconnesse. Incontro organizzato dall'Unità Pastorale delle Famiglie guidata da Giovanna Cavaleri e da Gerlando Picone con la partecipazione di Francesco Pira, sociologo e docente di comunicazione presso l'Università di Messina e Don Mimmo Zambito, giudice del Tribunale Ecclesiastico presso la Curia Vescovile di Agrigento. Un tema molto delicato e di grande attualità che investe le nuove generazioni, bambini da 6 anni in su che si nutrono di web e social, spesso all'oscuro di pericoli e tentazioni e soprattutto in assenza di una guida ed un controllo dei loro genitori. Pira ha infatti spiegato attraverso un'attenta analisi come i social hanno trasformato la vita di ognuno dentro i social stessi. Le famiglie discutono ormai su WhatsApp delle cose più serie o dei problemi di coppia o dei figli. I genitori devono recuperare il ruolo di guida attraverso il dialogo con i loro figli, non virtuale, ma soprattutto seguendo le emozioni ed i sentimenti che a causa delle nuove e moderne tecnologie hanno smarrito. Don Mimmo Zambito ha invece sviluppato il significato del Vangelo legato alla famiglia e ai valori che la stessa e che la famiglia deve svolgere, pilastro di indirizzo e di principi. Numerose le domande poste ai relatori da parte delle famiglie sottoposte in precedenza ad un questionario, i cui risultati sono stati illustrati dal sociologo. È stata una manifestazione bellissima, un momento di confronto interessante tra genitori e il mondo della rete. Un mondo che è quello che vivono costantemente i ragazzi, gli adolescenti, i preadolescenti. E il fatto che la Chiesa, la parrocchia dell'Immacolata, il gruppo di famiglie che fanno capo a questa parrocchia si siano fatti carico di ragionare insieme sull'educazione dei figli, su come i figli utilizzano le tecnologie è sicuramente un passo avanti per recuperare molti dei appelli lanciati da Papa Francesco che vuole una famiglia che viva anche in questo modo la cristianità. Arrivano tanti pericoli dalla rete, ma la rete può essere anche una grande opportunità. Abbiamo parlato insieme a Domimmo Zambito per quello che è il nostro rispettivo lavoro e quelle che sono le nostre rispettive conoscenze. Abbiamo parlato di questo mondo che non è così lontano, che non deve essere criminalizzato, ma è un mondo che invece dobbiamo imparare a conoscere e vivere tutti insieme, la Chiesa, il mondo delle istituzioni, le famiglie, la scuola, tutti insieme per migliorare la crescita e l'educazione dei figli. È stata una presenza di pubblico eccezionale e anche l'interazione che c'è stata con i genitori è sicuramente positiva, così come i messaggi valoriali che sono passati. Un bel raduno di famiglie che in ascolto delle questioni di una lettura sociologica del fenomeno della comunicazione moderna e della vita familiare e coniugale hanno avuto un'opportunità di confronto, di arricchimento, di interrogativo e anche di riscoperta della capacità di essere i genitori stessi, gli adulti, la prima risorsa per l'educazione dei figli non solo all'uso dei social, dei media e di ogni altra forma di comunicazione sul web, ma soprattutto all'affettività e alle emozioni più profonde. E di questo ringraziamo la parrocchia Immacolata con il suo parroco Padre Veneziano e con la coppia Gerlando Picone e con la sua sposa Giovanna Cavaleri.